Il Papa e il Premier con il cuore a Ravanusa, trovato anche l'ultimo disperso e oggi sarebbe nato Samuele, la 10ª vittima di questa tragedia. Intanto l'inchiesta mira a fare chiarezza sulla sicurezza della condotta del gas. Trovato morto il presunto omicida della giovane mamma di Catania uccisa a colpi di pistola mentre usciva dal lavoro. Gravissimo incidente a Palermo, neonato scivola dalle braccia della mamma. Ricorrenti crolli nel centro storico di Agrigento, in cassa non ci sono soldi ma non possiamo affidarci alla fortuna, l'intervento del presidente della commissione turismo del comune, Carmelo Cantone. Prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo, da oggi terza dose obbligatoria per tante categorie, 50 persone contagiate nella piccola Castro Filippo, 2 focolai nell'ospedale di Caltanissetta. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione, il cordoglio e la vicinanza del Papa per la tragedia di Ravanusa. Trovato l'ultimo disperso, 9 le vittime estratte dalle macerie. L'inchiesta mira a fare chiarezza sulla sicurezza della rete del gas. C'è il servizio. Sono 9 le vittime estratte dalle macerie di Ravanusa, il comune dell'Agrigentino che ha visto sabato scorso un isolato venir giù. Lo scoppio, il crollo, l'incendio. È questo il drammatico bilancio definitivo della tragedia. È stato trovato l'ultimo disperso, Giuseppe Carmina, 33 anni. Poco prima era stato trovato il padre, il 59enne Calogero. Per tutto il giorno i soccorritori avevano rimosso le macerie di quello che era l'appartamento di Giuseppe Carmina, dove il figlio era andato per lasciare l'auto e per un veloce saluto. Da un procedimento di prevenzione che interessò Italgas nel 2014 erano emerse gravi situazioni di rischio nell'area di Agrigento. Pochi giorni fa era stato effettuato un intervento sulla rete del gas. Adesso, dopo il ritrovamento delle vittime, si passerà alla rimozione delle macerie per arrivare ad individuare il punto in cui c'è stata la rottura della tubatura che ha provocato la strage. Una fase che si apre con un nuovo sopralluogo dei magistrati e degli investigatori che di fatto è il primo passo dell'inchiesta per individuare eventuali responsabili della tragedia. A destare sospetti una frana antecedente alla tragedia che potrebbe aver danneggiato la condotta del gas. Il Papa Francesco ha espresso il suo cordoglio per la tragedia di Ravanusa e partecipazione al dolore dei parenti delle vittime. A seguito del drammatico crollo di alcuni edifici nella città di Ravanusa, causato da una devastante esplosione, il Papa, con un telegramma a firma del Cardinal Pietro Parolin, segretario, invia ai congiunti dei defunti l'espressione del suo cordoglio e sentimenti di intensa partecipazione al dolore dell'intera popolazione. Il pontefice manifesta la sua accurata vicinanza assicurando in particolare la sua preghiera di suffragio per le vittime e apprezzamento per quanti si sono prodigati nelle operazioni di soccorso. Nel messaggio trasmesso all'Arcidiocesi di Agrigento a Monsignor Alessandro Damiano, il pontefice esprime apprezzamento anche per la colletta straordinaria promossa dall'Arcidiocesi locale in favore della comunità di Ravanusa. Sua Santità conclude il telegramma invocando Dio per intercessione della Vergine Maria, consolatrice degli afflitti. Un conforto per quanti soffrono le conseguenze del grave disastro e invia la benedizione apostolica. E oggi ad Agrigento è stato proclamato lutto cittadino in memoria delle vittime di Ravanusa. La città dei templi si stringe alla comunità dell'Agrigentino in questo momento di grande dolore per esprimere cordoglio e partecipazione al sindaco e all'amministrazione comunale. Spente tutte le luminarie, le bandiere degli edifici pubblici comunali esposte a mezz'asta. Il sindaco Franco Miccichè ha invitato le attività produttive cittadine a non accendere gli addobbi natalizi delle loro attività. Osservato in tutti i luoghi pubblici alle ore 12 un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia. Lanciata una raccolta fondi per la ricostruzione degli alloggi crollati nell'esplosione di Ravanusa anche da parte della Protezione Civile della Regione Siciliana che ha attivato un conto corrente bancario dedicato per le donazioni. Ravanusa e l'intera Italia piangono la 10ª vittima della tremenda esplosione. Doveva nascere oggi il piccolo Samuele con il parto cesareo programmato di mamma Selene Pagliarello che assieme al marito Giuseppe Carmina sono tra le vittime del disastroso scoppio a Ravanusa, dove ieri pomeriggio si sono concluse le operazioni di recupero dei 9 corpi. Samuele è la 10ª vittima, afferma il sindaco di Campobello di Licata, Giovanni Picone. La coppia
viveva nel paesino a pochi chilometri da Ravanusa. L'infermiera trentenne Selene Pagliarello, al 9° mese di gravidanza, è diventata lei stessa la figlia di tutti, simbolo di questa tragedia immane. Davvero Selene lo era, generosa, impegnata nel sociale, ricorda il sindaco che annuncia il lutto cittadino per il giorno dei funerali, faceva volontariato e servizio civile. Le nostre città sono legate da sempre da rapporti di vicinanza, di amicizia, di parentela. Tante famiglie sono presenti in entrambe le comunità. E Draghi ricorda le vittime della strage di Ravanusa e afferma venga fatta luce al più presto. Così il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo nell'aula della Camera e chiamando per nome e per età tutte le vittime. Vediamo. Voglio prima di tutto ricordare le 9 vittime dell'esplosione avvenuta l'11 dicembre a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Pietro Carmina, di 68 anni, Maria Crescenza Zagarrio, di 69 anni, Liliana Minacori, di 59 anni, Selene Pagliarello, di 30 anni, Giuseppe Carmina, di 88 anni, Calogero Carmina, di 59 anni, Angelo Carmina, di 72 anni, Giuseppe Carmina, di 33 anni, Carmela Scibetta, di 60 anni. A tutti i loro cari vanno le condoglianze del Governo e le mie personali. È essenziale naturalmente che venga fatta luce al più presto su quanto accaduto per accertare tutte le responsabilità. Episodi come questi non devono accadere, sono inaccettabili. Voglio anche ringraziare le autorità coinvolte, a partire dal sindaco di Ravanusa e dal prefetto di Agrigento, gli operatori della Croce Rossa Italiana per l'assistenza alla popolazione e i soccorritori, i vigili del fuoco, l'Arma dei Carabinieri, i volontari che sono intervenuti subito, hanno lavorato senza sosta e sono riusciti a salvare la vita di 2 donne. La portavoce e deputata regionale del movimento Diventerà Bellissima, Giusy Savarino, originaria di Ravanusa, riferisce: insieme al presidente Musumeci abbiamo incontrato il capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio. Con Curcio abbiamo discusso della necessità di definire interventi finanziari a favore della comunità colpita da questa tragedia. Quello che è successo nella mia città non può essere definito come catastrofe naturale e questo limita di molto le possibilità di intervento. La Regione farà tutto il possibile per restare accanto ai cittadini di Ravanusa, ma è ovvio che serve una norma nella legge finanziaria attualmente in discussione in Parlamento a Roma. Cambiamo argomento. È stato trovato morto in un casolare abbandonato nel rione di Campo di Mare a Catania l'uomo di 30 anni Sebastiano Spampinato, sospettato del femminicidio di Giovanna Jenny Cantarero, la 27enne uccisa a colpi di pistola nella tarda serata del 10 dicembre scorso in una strada della periferia tra Mister Bianco e Catania, innanzi al panificio dove lavorava. L'ipotesi privilegiata è che si sia suicidato con l'arma da fuoco che avrebbe potuto usare per il delitto. Lui è stato impiegato in un centro scommesse in un paese della provincia etnea. Di lui non si sono avute notizie dalla sera del femminicidio. Gravissimo incidente a Partinico in provincia di Palermo, dove un neonato di appena 45 giorni di vita in braccio alla madre è improvvisamente scivolato e ha abbattuto violentemente la testa. È ricoverato all'ospedale dei bambini a Palermo. Le sue condizioni sono stabili, ha subito un trauma cranico, la prognosi sulla vita è riservata. I genitori sono entrambi trentenni, hanno subito telefonato al 118 che ha trasportato il figlio della coppia in codice rosso a Palermo. Indagini sono in corso ad opera di polizia e carabinieri.
Il consigliere comunale e presidente della Commissione Consiliare Turismo di Agrigento, Carmelo Cantone, interviene a seguito dei ricorrenti crolli nel centro storico della città e afferma: il maltempo penalizza il nostro territorio, soprattutto nel centro storico. Recentemente vi sono stati nuovi crolli, danni e disagi che hanno sollevato tanta apprensione tra i residenti e tra i bed and breakfast al lavoro nella zona, preoccupati per un futuro lavorativo abbastanza incerto. Le strutture ricettive ovviamente sono a norma perché tutte restaurate, ma alcuni edifici limitrofi in molti casi sono a rischio crolli. Sono preoccupati anche i residenti a San Leone, Villaggio Peruzzo e Villaggio Mosè. Ho contattato il dirigente della Protezione Civile, Attilio Sciare, il quale mi ha confermato la gravità della situazione. Hanno in cassa pochi spiccioli per la manutenzione e quindi hanno richiesto alla Protezione Civile regionale 500.000 euro per poter mettere in sicurezza alcune zone. Sarà mia cura, prosegue Carmelo Cantone, insieme al nuovo consiglio d'amministrazione dell'ABBA, incontrare al più presto il sindaco e i tecnici per approntare un piano sicurezza per i cittadini e per gli imprenditori alberghieri. Intanto invito i cittadini a segnalare gli edifici che potrebbero rappresentare pericolo. Nel frattempo, conclude Cantone, affidiamoci alla fortuna. Ponte crollato tra i comuni di Alcamo e Castellammare, oggi sopralluogo congiunto tra Regione, ANAS e comuni. Presenti gli assessori regionali Turano e Falcone. Vediamo. Le aspettative del territorio sono tante, questa è un'arteria di fondamentale importanza per l'economia e tanti gli investimenti che sono stati fatti nell'arco del tempo, quindi bloccarla così, vederla così e le lungaggini burocratiche ci danno poche speranze. Siamo qua col collega Turano perché vogliamo mettere in campo tutte le azioni utili, necessarie. C'è l'ANAS, c'è il direttore Ceria qua con noi, oltre ai sindaci, proprio perché bisogna innanzitutto rimuovere questi detriti, queste macerie, questo manufatto che oggi potrebbe essere effetto diga, effetto barriera, creare altri problemi di esondazione. Dall'altro lato procediamo immediatamente con un attraversamento provvisorio che consenta appunto il ripristino di una viabilità ancorché provvisoria per poi progettare appunto un'infrastruttura che sia stabile e che dura nei decenni. Ho un ruolo di governo regionale, sono preoccupato per quello che è successo e con l'assessore Falcone e il presidente Musumeci dobbiamo cercare una soluzione che con l'ANAS risolva il problema. Lo dico sapendo che la metà del ponte è del comune di Castellammare, l'altra metà è dell'ANAS e quindi i due enti con il supporto e il sostegno della regione devono lavorare per permettere immediatamente di risolvere il problema in termini anche provvisori, garantendo la viabilità e poi risolvere definitivamente il problema senza commettere gli errori del passato, perché questo ponte già nel 1958 era caduto, è vero che è stato costruito ed è durato per 60 anni, ma il prossimo ponte non deve cadere più. Covid, sfondato ancora il tetto dei 1.000 nuovi contagi in Sicilia, il tasso di positività è al 3%, la regione è al 7° posto per nuovi contagi giornalieri in Italia, gli attuali positivi sono 16.906 con un aumento di 402 casi, i guariti sono 627, le vittime sono state 8 e a Caltanissetta 2 focolai da Covid nei reparti di medicina interna e ortopedia dell'ospedale Sant'Elia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto per la proroga al 31 marzo dello stato di emergenza per il Covid e oggi 15 dicembre, come stabilito dal decreto del 26 novembre, scatta l'obbligatorietà della terza dose per diverse categorie. Lello Casesa. Un decreto del Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 31 marzo lo stato di emergenza per il Covid-19. Il provvedimento, composto da 11 articoli, proroga tutte le misure, incluso il Super Green Pass in zona bianca. Rimarranno dunque esclusi e non vaccinati tutte le attività come i ristoranti al chiuso, i cinema, le discoteche e gli stadi.
All'interno del provvedimento sono inclusi fino al 31 marzo la limitazione per gli spostamenti delle persone con la chiusura di parchi, cinema e teatri fino allo stop alle cerimonie, lockdown e quarantena ai soggetti che hanno avuto contatti e ai soggetti particolarmente a rischio. Figliuolo è stato nominato alla guida del comando operativo di vertice interforze e rimane commissario straordinario dell'emergenza Covid fino al 31 di marzo. Nell'esercizio dei poteri dello stato di emergenza, il capo di Dipartimento della Protezione Civile del commissario straordinario Figliuolo adottano anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19. Con la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo il governo cerca di contrastare la pandemia tenendo sempre alta la convivenza con il virus e le successive varianti Omicron. Un'ordinanza impone una stretta a tutti gli arrivi dall'estero con quarantena di 5 giorni per i non vaccinati e tampone obbligatorio per gli immunizzati, con una scelta che provoca l'ira dell'Unione Europea. Il decreto prevede infatti che si inizi a riorganizzare tutta la struttura di mobilitazione sanitaria per preparare la via al ritorno alla gestione ordinaria nel tentativo di non prorogare oltre marzo lo stato di emergenza. Restano sensibilità diverse dentro il governo ed anche dall'opposizione per estendere anche in zona bianca l'obbligo delle mascherine, come stanno facendo molti sindaci nelle loro città. Ricordiamo che il 15 dicembre è una data cruciale nella strategia del governo di lotta all'emergenza per l'obbligo di vaccini, oltre che per il personale sanitario e della scuola, anche per le forze dell'ordine ed i militari. Ed è sempre il giorno 15 dicembre l'obbligo per chi arriva in Italia dall'estero di effettuare il test molecolare e la quarantena di 5 giorni se non vaccinato. Tutto questo, come detto, non piace a Bruxelles, che tramite il commissario europeo ha chiesto spiegazioni al nostro governo. Tra le norme prorogate ci sono le misure di distanziamento e quelle per le mascherine, le zone a rischio, il Green Pass ed il Super Green Pass. Rimane anche il prezzo calmierato dei tamponi e con una norma voluta dalla ministra Bonetti rimane la possibilità per i genitori con figli in quarantena di avere concedi fino al 50% e per i lavoratori fragili di fare smart working venendo adibiti ad altra funzione. Sono 56 le persone positive al Covid-19 a Castrofilippo, un numero molto alto per un paese che conta poco meno di 3.000 abitanti. I contagi sono stati comunicati poco fa al sindaco Franco Badalamenti dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Considerato che i numeri comunicati, dichiara il sindaco, evidenziano un rapido e significativo aumento sul territorio dei casi di contagio da Covid-19, sono state tempestivamente attivate dall'amministrazione comunale le necessarie interlocuzioni con le competenti autorità sanitarie provinciali e con la presidenza della regione siciliana al fine dell'adozione di ogni utile misura per contenere e contrastare l'attuale emergenza epidemiologica. Si sta inoltre programmando per la settimana prossima, conclude Franco Badalamenti, in collaborazione con il responsabile provinciale dell'ASP, l'organizzazione di una giornata di vaccinazioni nel territorio comunale. Intanto le scuole di ogni ordine e grado rimangono chiuse anche oggi, 15 dicembre. Il ministro Enrico Giovannini in visita sull'isola di Lampedusa, accompagnato dal comandante generale delle capitanerie di porto Nicola Carlone, ha incontrato il personale impegnato quotidianamente nell'attività di soccorso dei migranti. Vediamo. È una giornata nella quale testimoniare non solo l'apprezzamento da parte del governo del lavoro straordinario che viene svolto su quest'isola dai diversi corpi, a partire dalle capitanerie di porto, Guardia Costiera, per il salvataggio dei migranti, ma è anche un momento in cui impegnarsi per migliorare l'organizzazione, per impegnarsi a dotare le diverse forze di mezzi migliori, di capacità per svolgere questo ruolo a nome di tutta l'Unione Europea. Per questo il governo italiano è anche impegnato per far sì che Lampedusa sia veramente considerata non solo la frontiera d'Italia ma di tutta l'Unione Europea e che il tema dell'immigrazione possa essere gestito dall'Unione Europea nel suo complesso. Oggi siamo qui a Lampedusa con il signor Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, con l'ambasciatrice Belloni,
siamo onorati della sua presenza. Lui ha voluto fortemente essere qui vicino a salutare gli equipaggi che sono qui nell'isola. Insieme a tutte le altre forze di polizia, a tutte le organizzazioni, l'OIM e il CISOM, che ci danno una grossa mano nelle attività che facciamo quotidianamente. Siamo qui perché i ragazzi hanno bisogno della nostra presenza, della nostra vicinanza, e siamo venuti qui per portargli il saluto del corpo e di tutto il paese. E oggi il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione in merito all'indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio dell'area Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di immigrati e alla tratta di persone, svolge in videoconferenza l'audizione del prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, con particolare riferimento alla situazione del centro di accoglienza Villa Sicania di Siculiana. Mafia, San Giuseppe Jato, confiscati i beni per 1,5 milioni ad un imprenditore agricolo. C'è il servizio. La direzione investigativa antimafia, con apposito decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, ha dato esecuzione alla confisca di beni nei confronti di una famiglia di imprenditori nel settore agricolo di San Giuseppe Jato, Palermo. Il provvedimento consegue al sequestro operato nel 2019 a seguito di una proposta di misura di prevenzione avanzata nei confronti degli stessi dal direttore della DIA. Il Tribunale della Prevenzione di Trapani, a seguito delle risultanze investigative operate dagli investigatori, avvalorate anche dall'importante contributo di alcuni collaboratori di giustizia, ha ritenuto sussistere un adeguato compendio indiziario che ha consentito di accertare a carico dei proposti un giudizio di pericolosità sociale di tipo qualificato, includendo gli stessi nelle categorie degli indiziati di appartenere all'associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416 Besa. Tale connotazione si è rilevata da una grossa operazione finalizzata alla speculazione immobiliare attraverso l'acquisto in un'asta giudiziaria di una vasta tenuta agricola e la successiva rivendita alla società agricola riconducibile agli imprenditori di San Giuseppe Jato. Il provvedimento ha disposto la confisca dell'intero compendio che si occupa di coltivazione di uva, costituito da beni strumentali sia immobili ubicati nel territorio di Santa Ninfa, tra cui un terreno di oltre 60 ettari, che mobili, oltre che partecipazioni, depositi e conti correnti bancari. Il valore complessivo dei beni confiscati ammonta ad oltre 1,5 milioni di euro. L'odierno risultato si inserisce nell'ambito delle attività istituzionali finalizzate all'aggressione delle illecite ricchezze acquisite direttamente o indirettamente da contesti delinquenziali, agendo così a tutela e salvaguardia della parte sana del tessuto economico nazionale. Falso cieco in sella una bice con patente rinnovata, arrestato dai carabinieri che hanno eseguito anche un sequestro di beni pari a 170.000 euro, ovvero la somma ritenuta indebitamente percepita. I dettagli nel servizio. Faceva shopping con la bici e chiedeva il rinnovo per la patente, nonostante fosse un falso cieco, truffando così lo Stato per 170.000 euro. Percepiva il reddito di cittadinanza, nonostante avesse un'auto rimessa. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un palermitano accusato di essere un falso cieco. L'uomo ha percepito per 10 anni una pensione di invalidità. Il GIP ha così disposto l'arresto con l'accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le indagini sono iniziate quando nel 2018 l'uomo aveva richiesto ed ottenuto dalla motorizzazione civile di Palermo il rinnovo della patente di guida, nonostante dal 2010 risultasse percettore della provvidenza assistenziale come non vedente. Per l'accoglimento del rinnovo il soggetto infatti era stato sottoposto a visita oculistica da parte del medico accertatore, come previsto dalla normativa del codice della strada, superando il controllo
controllo del senso cromatico, della sensibilità al contrasto, della sensibilità all'abbagliamento ed infine il controllo visivo con la prescrizione di utilizzo di lenti correttive durante la guida. Al fine di verificare tali anomalie finanziarie hanno svolto mirati servizi di pedinamento, osservazione e controllo che hanno consentito di filmare l'uomo mentre era alla guida di una bicicletta e in un'altra occasione impegnato a fare persino shopping guardando le vetrine dei negozi in un noto centro commerciale cittadino, destreggiandosi tra la folla e gli ostacoli, il tutto senza mai manifestare difficoltà o movenze riconducibili al suo stato sanitario. Oltre all'arresto dell'indagato, i militari hanno proceduto al sequestro per equivalente dei beni sino alla concorrenza dell'importo ritenuto indebitamente percepito, sottoponendo così a vincolo giudiziario 3 autoveicoli, 3 motocicli, un magazzino e proprio la bicicletta elettrica di ultima generazione sulla quale il soggetto era stato visto circolare. L'arrestato risulta già noto alle forze di polizia, poiché è destinatario di un provvedimento di condanna in primo grado di giudizio a 14 anni e 10 mesi nell'ambito della nota operazione Spaccaossa svolta nel mese di aprile del 2019 dai finanzieri di Palermo nei confronti di un gruppo criminale dedito, come ricorda Rete, a pianificare ed inscenare falsi incidenti stradali che consentivano ai membri dei gruppi criminali individuati di ottenere ingenti risarcimenti per gravissimi danni fisici dolosamente e crudelmente procurati a soggetti compiacenti che si prestavano anche a gravi menomazioni per far fronte anche al minimo sostentamento quotidiano. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Agrigento hanno sospeso 3 ubriachi alla guida. Il primo in via Emera, un uomo di 38 anni di Agrigento con 2,64 grammi di alcol per ogni litro di sangue. Poi al viale delle Dune a San Leone un uomo di Aragona con 1,5 ed un altro di 31 anni di Palma di Montechiaro con 0,82 grammi di alcol per litro di sangue. I 3 sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento. Gli è stata ritirata la patente di guida. Ancora chiuso il punto nascita a Sant'Agata Militello, ma resta aperto un dibattito sulla questione, soprattutto in seguito alla vicenda della mamma che ha partorito prematuramente sulla A20 non facendo in tempo ad arrivare in ospedale. Il piccolo è morto durante il tragitto. C'è il servizio. Purtroppo una tragedia annunciata, quella della morte del nascituro, e ancora oggi, a distanza di quasi 2 anni e mezzo dalla chiusura del punto nascita, la sua riapertura resta solo un miraggio. Naturalmente sono tante le criticità che interessano questa situazione e ci chiediamo per l'appunto come mai sia avvenuto. Oggi le partorienti ed i nascituri sono costretti appunto a patire enormi disagi, ad affrontare lunghissimi viaggi appunto per affrontare un momento così delicato quale quello del parto. Qualche volta è andata bene, come lo scorso anno quando appunto una donna di Militello Rosmarino ha partorito nei pressi dei caselli autostradali di Patti, in quanto non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale. Altre volte invece, come è successo qualche giorno addietro, si è consumata la tragedia. Ancora oggi, quindi, a distanza di 2 anni e mezzo, non è stata fatta chiarezza su quelle che sono le reali cause di chiusura del punto nascita, né su eventuali prospettive future per la riapertura dello stesso. In un primo momento cosa si è detto? Si è detto che il problema potesse essere la carenza di personale. In realtà si è appurato che la carenza di personale dipende sempre da una decisione organizzativa manageriale, quindi dell'ASP, che è diretta espressione del governo regionale, per cui è emerso che in realtà diverse graduatorie di mobilità interprovinciale che non sono state portate avanti, così come ci sono diverse graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato che non sono state portate avanti.
Quindi è chiaro che la carenza di personale è stata soltanto una scusa, un pretesto per nascondere quelle che sono le reali criticità e che sono il frutto di un depotenziamento del nostro nosocomio che è stato sancito da una riorganizzazione della struttura ospedaliera che è stata voluta appunto dal governo regionale e che ha depotenziato, che ha certificato definitivamente, diciamo, un depotenziamento del nostro ospedale, penalizzando il nostro territorio a beneficio invece di altri presidi. Notizia di qualche anno fa che la giunta regionale, e questa è una questione molto importante, nel rimodulare le risorse per la programmazione negli investimenti sanitari ha destinato ingenti risorse a diverse strutture ospedaliere della regione, mentre ha dimenticato Sant'Agata, in quanto è stato stralciato dal piano appunto degli investimenti sanitari la struttura, il Costruendo ospedale di Contrada Cuccubello, una struttura che potrebbe essere appunto di rilancio per la sanità nebroidea, perché è chiaro, diciamo, che l'ospedale di Sant'Agata ha bisogno di risorse, non può accontentarsi, diciamo, di esigui finanziamenti per consentirgli di sopravvivere. Adesso la pubblicità, tra poco vi aspetto. Le prime 5 edizioni del premio Racalmare, quando era presieduto da Leonardo Sciascia, ricordate attraverso una mostra fotografica ed il libro di Gaspare Agnello, La terrazza della noce, fanno tappa al Museo Archeologico di Agrigento. Arturo Cantella. Professor Agnello, oggi si presenta la mostra su Sciascia e anche la sua pubblicazione qui ad Agrigento presso la sala del Museo Griffo. Sì, il Museo Archeologico di Agrigento e quindi il parco ha voluto chiudere l'anno centenario di Sciascia con la mostra Il mondo letterario di Sciascia al premio Racalmare, che sarà inaugurata dall'assessore ai beni culturali Samorà, e presentare il mio libro. Attraverso la mostra e il mio libro troviamo uno spaccato della letteratura italiana di fine Novecento. La mostra resterà aperta tutto l'anno scolastico, di modo che le scuole possano venire e i ragazzi dei licei che non arrivano a studiare gli scrittori di fine Novecento potranno avere un'idea di quelli che sono stati i movimenti letterari di fine secolo. Direttore, un evento oggi a cavallo delle feste natalizie su Sciascia, una mostra e anche la presentazione di un libro. Sì, nel centenario volevamo dare il nostro contributo, nel centenario della nascita di Sciascia, e organizzare questa manifestazione e la presentazione del libro di Gaspare Agnello, perché il taglio culturale è un taglio interessante e rappresenta per noi uno dei nostri obiettivi, non solo archeologia o paesaggio, ma cultura a 360 gradi. Poi questo libro non solo parla di uno scrittore meraviglioso che questa terra ha espresso, ma parla pure degli amici, degli scrittori della fine del Novecento che sono stati vicini a lui, quindi un'occasione importante, corredata da una mostra importantissima che sarà aperta anche alle scolaresche, con la possibilità di ulteriormente dare forza a questo segmento dell'educazione permanente, che è il nostro obiettivo principale. Oggi apriamo ad Agrigento l'esposizione dedicata a Sciascia e al premio Racalmare. Racconta più di 10 anni di premio, dall'inizio degli anni 80 alla metà degli anni 90, premio che ha avuto come primo presidente Leonardo Sciascia, appunto nell'82 la prima edizione, fino all'88-89, 89 è l'anno della sua scomparsa, e poi sarà presieduto da personaggi come Gesualdo Bufalino e Vincenzo Consolo, e qui noi ci fermiamo. Poi continuerà con altri scrittori celebri come Gaetano Savatteri o l'attuale presidente Salvatore Ferlita. Ecco, questi anni che racconta la mostra sono gli anni degli inizi. Il premio nasce in un piccolo centro come Grotte e vuole portare la cultura letteraria
grazie alla figura carismatica di Leonardo. E la fotografia racconta, la fotografia è una memoria che in questi momenti di grande sviluppo delle tecnologie mediatiche, eccetera, nel suo rettangolino di carta racchiude questi anni di speranza e di innovazione. Dei tanti libri di Sciascia che sono stati scritti in occasione dell'anniversario per i 100 anni dalla sua nascita, quello di Gaspare Agnello molto probabilmente rappresenta un unicum, perché non è una trattazione severamente saggistica sui contenuti dell'opera sciasciana, che del resto in questi anni sono state sviscerate in tutti i modi e in tutte le maniere, ma è una trattazione che ha una natura emotiva, assolutamente privata, e Gaspare Agnello lo condivide con il pubblico attraverso una serie di ricordi, recuperando quell'idea di memoria autentica che ha legato d'amicizia Gaspare Agnello con Leonardo Sciascia. È quindi uno Sciascia privato, però all'interno di queste tracce tutto sommato familiari è possibile recuperare anche il grande messaggio di giustizia civile, di civiltà letteraria di Leonardo Sciascia. Ecco perché una serata come questa in qualche modo testimonia non soltanto l'affetto e la gratitudine degli agrigentini nei confronti dell'opera di Gaspare Agnello, che peraltro si diffonde poi in un panorama amplissimo di cultura, ma anche recuperare quel messaggio appunto affidato a memorie più intime del grande scrittore racalmutese. La serata si dividerà sostanzialmente in due parti. La prima parte è la presentazione del libro del professor Agnello, La terrazza della noce. Io farò 2 letture e poi seguirà appunto l'inaugurazione della mostra fotografica di Angelo Pitrone. Un'importante giornata qui al Museo Archeologico, appunto per ricordare la figura del grande letterato Leonardo Sciascia. Assessore, un momento importante oggi, l'inaugurazione di questa mostra dedicata proprio al grande Sciascia. Al grande Sciascia, al suo rapporto con il premio Racalmare, premio che ha tracciato i destini di Grotte, ma di tutta l'area dell'Agrigentino, e grazie al lavoro, al super lavoro di un amico di Sciascia, Gaspare Agnello, che ci dà ancora una volta la possibilità in questo anniversario sciasciano, ricordiamo che stiamo per chiudere l'anno che abbiamo dedicato a Leonardo Sciascia, ci dà la possibilità di ancora una volta fare il punto sull'uomo libero, sullo scrittore, sull'intellettuale, sul politico che riuscì a fare le pulci alla politica criticandola quando lui non era d'accordo. Ecco, Leonardo Sciascia è stato tutto questo, è l'insegnamento di un grande siciliano. Noi dovremmo essere fieri e orgogliosi di avere avuto questi grandi in Sicilia. È una mostra importante quella che inauguriamo oggi. All'inizio dell'anno abbiamo a Racalmuto dato vita, inaugurato la scultura in piazza dedicata a Leonardo Sciascia. Chiudiamo l'anno in bellezza qui ad Agrigento con una mostra a lui dedicata. Quindi ecco, l'anno sciasciano, devo dire che, ripeto, dobbiamo essere tutti più consapevoli. Nel suo curriculum ha già archiviato diversi successi correlati da importanti riconoscimenti. Stiamo parlando di Francesco La Rosa, noto videomaker catanese di 44 anni, appesi alla parete all'orgoglio il premio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la medaglia della Regione Lazio, il premio De Curtis. Adesso un ulteriore riconoscimento. Francesco La Rosa vince il premio Solunto International Awards edizione 2021, presieduta da Giuseppe Di Franco. Il premio viene assegnato ogni anno a personalità che si sono distinte per i loro meriti nel campo dell'arte, del cinema, della medicina, della ricerca scientifica, dello spettacolo, dell'imprenditoria. A segnalare la nomina di Francesco La Rosa la giornalista Josephine Buscaglia Maietta, componente della giuria internazionale. Come l'Araba Fenice, Messina è il laboratorio della rinascita, una mostra diffusa sul territorio nel periodo natalizio. Vediamo. Questa mostra diffusa ci consente di poter godere della restituzione di elementi di un puzzle completamente scomposto nei vari istituti. Il messinese avrà la possibilità in maniera straordinaria di poter visitare l'Archivio di Stato, la Biblioteca regionale, la Sovrintendenza, il foyer del Palazzo della Cultura,
così anche la Villa Cianciafara, il Museo del Novecento, insomma e anche la biblioteca del Museo regionale, che insieme, in sinergia, tirano fuori, ecco, dai loro archivi documenti mai visti, soprattutto di edifici mai costruiti, che hanno partecipato allora insieme a progettisti di fama nazionale e internazionale a un concorso per i quali poi non sono stati scelti, per cui edifici mai costruiti. Questa è una strategia che questa amministrazione ha voluto mettere in campo dopo aver lavorato tanto per il risanamento dei bilanci. Adesso si deve pensare a un risanamento culturale e quindi il Comune fa da regia, ma non da solo, ha bisogno di protagonisti, ha bisogno di una squadra, e la squadra è in questo caso un allineamento straordinario planetario che mette insieme le istituzioni per fare qualche cosa di bello in favore della città, ma anche nel caso del nostro Natale l'insieme di un'intera cittadinanza dal punto di vista commerciale, dal punto di vista alberghiero e dal punto di vista di cittadinanza di quartieri, di villaggi, che insieme concorrono per la promozione di una nostra Messina che merita di riacquisire la sua posizione straordinaria nel Mediterraneo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.